Le flebili speranze per una tregua nel Donbass legate anche al problema dell'esportazione di grano per l'Africa. In Kosovo, a più di 2 decenni dalla guerra, continua la ricerca delle persone disperse, un dramma affrontato anche dagli artisti. L'Ungheria di Viktor Orban vede nel porto di Trieste una finestra per le proprie esportazioni. 200 chilometri di gallerie, la cantina moldava di Milesti Mici è la più grande del mondo per numero di bottiglie conservate. Mrak, Darkling, film del regista Dusan Milic, racconta con stile horror il conflitto etnico tra albanesi e serbi. Morti, rovine, dolore. Dopo 3 mesi di guerra, la parte orientale dell'Ucraina si sta trasformando in un cimitero. L'aggressione delle armate di Putin non si ferma. Dopo il ritiro dall'area di Kiev, avanzano nel bacino del Donbass. La resistenza degli ucraini è coraggiosa, i russi però comunque dispongono di più armi, aerei, carri armati e artiglieria. Arduino Paniccia, politologo e analista militare, dettaglia quali sono gli obiettivi del Cremlino. L'obiettivo principale è la presa del Donbass, il consolidamento di tutta l'area sud del Mar Nero e la parte nord che va da Kharkiv fino al Donbass. Queste 3 aree sono le 3 direttrici su cui si sta muovendo in questo momento l'esercito della Federazione Russa. Gli scontri con l'esercito ucraino saranno molto forti, ma credo che la determinazione di Putin di conquistare queste aree sia assolutamente irrinunciabile. Odessa è uno degli obiettivi? Odessa è un caso particolare, perché a Odessa potrebbe aprirsi per la prima volta un corridoio alimentare umanitario gestito dalle Nazioni Unite, alla quale la Federazione Russa potrebbe aderire nel caso decidesse che l'offensiva è completata appunto con la conquista dei territori del Donbass e di Mariupol e quindi venisse usata per poter passare ad una tregua o ad un cessate il fuoco, intanto con la vicenda alimentare. Poi da questa forse si potrebbe iniziare una trattativa più generale. I silos di grano di Odessa quindi potrebbero essere la leva su cui far intervenire le Nazioni Unite? L'unica possibilità in questo momento di intervento che io vedo è proprio quella dell'emergenza alimentare. L'accordo non è scattato su Mariupol. Si pensava alla mediazione turca e alla possibilità che Erdogan riuscisse a trattare sui prigionieri di Mariupol, ma questo non è avvenuto. Evidentemente il livello diplomatico della trattativa non era sufficiente, ma se le Nazioni Unite nel Consiglio di sicurezza, non dimentichiamo dove la Russia e la Cina sono in minoranza rispetto a Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, quindi si potrebbe in qualche modo tracciare una linea che decidesse di aprire realmente, onde evitare il disastro umanitario, i corridoi alimentari in Odessa. E in questo caso forse potrebbe essere il primo elemento di trattativa dopo molti mesi di guerra. I caschi blu è lo spettro della carestia che devasterebbe l'Africa per il mancato arrivo del grano ucraino, quindi potrebbero essere usati come scusa dalle parti coinvolte nel conflitto per iniziare una trattativa di pace? È molto difficile che si possa arrivare a un cessate il fuoco reale sul campo se non vi è un intervento delle Nazioni Unite. Poi vi è sicuramente una possibilità per l'Europa, una forza di intervento rapido e anche per l'Italia, perché ritengo che automaticamente con l'intervento delle Nazioni Unite, come è successo in Bosnia, come è successo in Kosovo, vi sia la necessità di forze di interposizione e qui vi potrebbe essere un ruolo anche per l'Italia. Zelensky potrebbe accettare un'amputazione del territorio nazionale ucraino?
La divisione con una forza di interposizione e l'intervento delle Nazioni Unite non significano automaticamente l'annessione dei territori alla Federazione Russa. E questa è la carta da giocare e questo forse Zelensky potrebbe accettarlo. A 23 anni dalla fine della guerra del Kosovo, che si combatté fra il febbraio 98 e il giugno 99, ci sono ancora oltre 1600 persone disperse, i cui corpi non sono mai stati trovati. Di queste, oltre 1000 albanesi, 400 serbe, 40 rom, tutte conteggiate fra le oltre 13.000 vittime ufficiali del conflitto. Periodicamente vengono scoperte fosse comuni. La più recente è stata trovata in una miniera a cielo aperto a Kijevac, in Serbia. Nella ricerca dei dispersi sono coinvolte diverse organizzazioni e le rispettive commissioni governative dei due paesi. Una bozza di accordo sul tema fra Kosovo e Serbia fu preparata nel 2020, ma non ha avuto seguito. È un lavoro molto complicato, ma va portato avanti finché l'ultima persona non sarà stata trovata, afferma Rame Manaj, già vice primo ministro del Kosovo, che fino allo scorso anno è stato presidente della commissione governativa di Pristina sulle persone scomparse. Originario di Klina, città della parte occidentale del paese di cui è stato sindaco, vive in un quartiere residenziale alla periferia della capitale Pristina. Nel salotto di casa è esposta una copia della dichiarazione di indipendenza del 2008, su cui c'è anche la sua firma, all'epoca era parlamentare. Dichiarazione firmata 10 anni dopo l'inizio di una guerra che gli ha portato via 7 familiari. Il 4 aprile 1999 furono uccisi a Kralan, in un villaggio vicino, mio figlio più grande, mio fratello più giovane, il figlio 14enne e il marito di mia sorella, oltre che 3 figli di un mio zio. Manaj è tradotto dal fratello Avni, architetto, che nel periodo post-bellico lavorò per le organizzazioni italiane impegnate nella ricostruzione del paese. Il figlio di Rame, Yilli, aveva 18 anni. Il giorno prima del massacro fu portato via da un poliziotto serbo. Arrivava da un villaggio vicino, lo strappò dalle mani di mio padre e gli disse: «Adesso vi ammazziamo tutti». Il giorno dopo ci fu il massacro in cui morirono 86 persone. I loro corpi non sono mai stati ritrovati. Il nome di Yilli compare in una mostra allestita a Pristina dedicata proprio alle persone scomparse. Le schede di tutti i nomi sono state stampate e appese sulle pareti di un lungo corridoio che porta alla seconda parte dell'installazione, in cui sono state sistemate delle panche di pietra a simboleggiare delle tombe e 10 timer che indicano i giorni, le ore, i minuti e i secondi dal momento della scomparsa di altrettante vittime. La mostra si intitola Grave is better than know nothing. Una tomba è meglio che non sapere nulla, frase pronunciata dalla moglie di un disperso. The exhibition has been meant to make them reflect on these issues and also go back. È un percorso in cui il visitatore è invitato a riflettere sulle storie dietro tutti quei nomi, spiega l'autore, l'artista Driton Selmani. L'esposizione è promossa dallo Humanitarian Law Center, organizzazione che ha sede a Pristina e a Belgrado e ha realizzato la più completa catalogazione di tutte le vittime della guerra e rientra in un più ampio progetto che riguarda le persone scomparse di tutte le comunità che vivono in Kosovo. L'obiettivo, spiega il coordinatore della mostra, Dardan Hoti, è di costruire una memoria collettiva di una tragedia che riguarda tante famiglie che non hanno neanche una tomba per commemorare i loro cari. I tifosi del Hajduk di Spalato si sono resi protagonisti di un pesantissimo incidente dopo che la squadra dalmata aveva perso per 3-1 il derby contro la Dinamo di Zagabria. A fine partita le frange più estreme della tifoseria dalmata si sono fermate nell'autostrada Zagabria-Spalato,
bloccandola per diverse ore e aggredendo la polizia con bastoni, coltelli, bombe carta e fumogeni. Alcuni agenti, per non essere linciati dagli ultras, hanno dovuto fare fuoco con le pistole d'ordinanza. Feriti in modo grave 2 tifosi, 10 i feriti anche tra gli agenti. Il campionato croato è stato vinto dalla Dinamo. A Budapest entriamo in un ufficio nuovo di zecca e ben arredato. Sulle pareti le foto di una Trieste che fu il molo audace con le navi ormeggiate, una veduta dall'alto, mappe antiche e moderne. È la sede di Adriaport, la società di proprietà dello Stato ungherese costituita per diventare a tutti gli effetti un operatore di mercato dello scalo di Trieste. Gli accordi del 2019 tra Italia e Ungheria con la partecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia e dell'autorità portuale si sono concretizzati l'anno successivo con la definitiva risoluzione di alcuni vecchi contenziosi che riguardavano l'area di 32 ettari e un fronte mare di 300 metri, conosciuta come ex Aquila, tra Trieste e Muggia. La concessione demaniale garantisce alla società ungherese il controllo fino al 2074, dopo l'acquisizione delle 2 aziende, Teseco e Siestok, che avevano la zona nella propria disponibilità. L'amministratore delegato di Adriaport, Peter Garay, spiega che l'investimento totale sarà compreso tra i 100 e i 200 milioni di euro. Abbiamo concretizzato il concetto commerciale del nostro sviluppo e nei prossimi mesi il lavoro sullo studio di fattibilità continuerà con i dettagli commerciali e anche quelli tecnici. Sarà un terminal multipurpose che vediamo che da tutti i punti di vista sarà la migliore soluzione per noi, che gestirà container, ro-ro e general cargo. Non sarà un terminal esclusivo, puntiamo sui traffici regionali, diciamo l'Interland tradizionale del porto di Trieste. Una volta messo a punto il piano industriale, Adriaport avvierà con le autorità competenti la definizione dell'accordo di programma. Trieste ha battuto la concorrenza della vicina Capodistria e potenzialmente anche di Fiume, il porto dell'Ungheria dell'impero asburgico perduto un secolo fa. Al sottosegretario dello sviluppo economico trasfrontaliero Peter Kisparciu abbiamo chiesto il perché di questa scelta. This was the most investor friendly. Era l'ambiente più favorevole al mercato che abbiamo visto in tutta l'area, molto professionale, molto aperto agli investimenti stranieri. Noi cercavamo un investimento a lungo termine, penso che i nostri interessi coincidessero. Stavamo cercando anche altre opportunità di investimento e nel lungo termine non escludiamo che possano esserci altri investimenti in futuro, ma è chiaro che questo era il porto dove potevamo cominciare. Un'iniziativa avviata per espandere il ruolo commerciale dell'Ungheria, che con le esportazioni fa circa l'80% del PIL, uno dei valori più alti al mondo. La riconferma del primo ministro Viktor Orban alle elezioni di aprile rappresenta una continuità anche su questo fronte. Tuttavia, pur in presenza di un esito diverso del voto per il rinnovo del Parlamento, il nuovo governo, di qualsiasi colore fosse stato, si sarebbe ritrovato su questo progetto di fronte a una serie di obblighi già presi a cui avrebbe dovuto comunque adempiere. Sono le cantine più grandi del mondo per numero di bottiglie conservate. Milei stimici si trovano alle porte della capitale moldava Chisinau, qualcosa che non ti aspetti dove non te lo aspetti. 200 km di tunnel scavati nella roccia per 1.700.000 bottiglie, registrato nel Guinness dei primati già dal 2007, quando le bottiglie erano solo, si fa per dire, 1,5 milioni. Un luogo unico, sostiene con orgoglio il general manager Viorel Garaz. È un posto unico per diverse ragioni, è una città sotterranea con una rete di strade di 200 km, 35 metri sottoterra. La nostra collezione di vini è la più grande al mondo, certificata dal World Guinness, ma contiamo di continuare ad aumentare il numero delle bottiglie. La nascita di Milei Stimici è casuale, quasi 50 anni fa, quando queste gallerie non esistevano ancora.
Tutto è iniziato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Chișinău fu distrutta dalle bombe e in queste cave si ricavò il materiale per ricostruirla. Ci si accorse solo dopo che l'umidità al 90% e la temperatura di 13 gradi tutto l'anno qui sotto erano le condizioni ideali per conservare il vino, e così furono create le cantine per i migliori vini moldavi. Some of the best Moldovan wines. Con i suoi 2 milioni di ettolitri di vino l'anno, la Moldavia è il 20° produttore al mondo, tanto per un piccolo paese, con etichette uniche legate alla tradizione locale come il Dnestrovskoye, il Mleskoye e il Kodru. Our wines came only from Moldova. Tutti i nostri vini provengono dalla Moldavia, anche da altre cantine, non solo da qui. Ma negli ultimi anni ci stiamo concentrando solo sulla nostra produzione. Abbiamo vini per tutte le tasche, anche molto rari, anche di migliaia di euro a bottiglia, molto costosi. Expensive wines. Milești Mici è ora un'attrazione turistica che attira amanti del vino, ma non solo, davvero da tutto il mondo. Fino a qualche anno fa ci si poteva girare tra le bottiglie con la propria macchina, ora c'è un trenino elettrico. Victoria Birgau è una delle guide che accompagnano i turisti tra queste bottiglie ricche di storia. Il vino ha una sua vita massima. Per i rossi si arriva a 45 anni, per i bianchi 30 anni, ma i vini dolci possono arrivare a 100 anni. Noi li lasciamo qui in condizioni perfette per maturare e arricchire il loro aroma. Se guardiamo i certificati, vediamo che le bottiglie più vecchie risalgono al 1967-68. È davvero tanto. Milești Mici è un'azienda pubblica che dà lavoro a 195 dipendenti che si occupano della gestione dell'intero complesso, ma anche della conservazione delle bottiglie. A causa del livello di umidità sui sigilli dei tappi si formano delle muffe, e questo è normale. Ma per preservare la qualità dei vini ed evitare che le muffe arrivino al tappo, ogni 7-8 anni dobbiamo cambiare il sigillo in cera. Un lavoro non da poco, per oltre 1,5 milioni di bottiglie. Victoria ci porta a vedere come viene fatto, ancora a mano, bottiglia per bottiglia. Imam 11 godina I živim na Kosovu. Kosovo 2004. Milica, 11 anni, vive con la mamma e il nonno in una casa ai margini del bosco. Dopo la guerra del 99 sono pochi i serbi rimasti nella regione e nel marzo 2004 3 giorni di violenze rivolte contro i serbi e altre minoranze hanno convinto anche i pochi rimasti ad andarsene. Milica però è ancora lì, il nonno non si convince a lasciare la sua terra. Il regista Dušan Milić racconta la storia di una famiglia serba del Kosovo che si trova a dover fare i conti con una storia più grande. Il pogrom del 2004 in Kosovo e Metohija, quando molte famiglie serbe furono cacciate e molte proprietà, case, monasteri, cimiteri, furono distrutti dall'attacco degli albanesi. Il mio film si svolge poco dopo il pogrom, quando quelli che erano rimasti vivevano temendo un nuovo assalto, nella paura di quello che sarebbe successo il giorno dopo. Il film si chiama Mrak, oscurità, perché quando scende il buio, che sale la paura, il sentimento guida che la protagonista, la piccola Milica, è costretta a sperimentare. Quando scende la notte, infatti, nell'enclave intorno alla casa, cominciano a succedere cose, nel bosco si sentono rumori e la famiglia entra nel terrore. La storia nasce da una lettera pubblicata su un quotidiano belgradese. Mi aveva colpito perché spiegava come vivevano i bambini serbi in Kosovo dopo la guerra, senza elettricità, senza il diritto di giocare, portati a scuola su mezzi militari per evitare di venire colpiti dalle sassate. Il militare incaricato di accompagnare a scuola la bambina su un blindato è italiano Maurizio, un ruolo impersonato nel film dall'attore Flavio Parenti. Lui arriva con una specie di jeep, carro armato, un misto, che recupera i bambini di questo piccolo villaggio in ogni casa e li porta a scuola e li fa ascoltare Vagabondo. Quindi gli fa ascoltare la musica italiana e prova a portargli un attimo di gioia in questo luogo assolutamente cupo. Il vero protagonista del film però per l'attore italiano è la paura, un motore della guerra capace di disgregare le relazioni tra le persone. Questo film parla della guerra, ma ne parla dal punto di vista della gente che vive nella paura e di come sia la paura poi quello che distrugge tutto il tessuto umano che permette di essere felici.
Quindi è vero che parla della guerra in Kosovo, ma parla proprio della guerra in generale, cioè di che cosa fa la guerra alle persone. Premio del pubblico come miglior lungometraggio al Trieste Film Festival, anteprima in Serbia al Festival del Cinema di Belgrado, il film di Dusan Milic ha finora suscitato reazioni simili nel pubblico. Ho visto gente con gli occhi lucidi piangere durante il film, alla fine del film, indipendentemente che fossero della comunità serba a Trieste o italiani che erano in sala, e ho visto le stesse reazioni qua, dove la tematica ovviamente è molto calda ed è molto sentita. Una storia universale che fa capire quello che la guerra lascia anche su chi la guerra non la combatte, come i bambini. Oltre ad aiutarci a comprendere, però, il cinema può anche aiutare a risolvere conflitti? Io penso che purtroppo l'arte sia impotente di fronte alle guerre. Naturalmente, quando giravo, la mia idea era di fare qualcosa che potesse contribuire a migliorare la situazione per entrambi i popoli, quello serbo e quello albanese, ma realisticamente credo che un film possa fare poco nel rimuovere barriere che nel caso del Kosovo non sono state create negli ultimi 20-30 anni, ma che esistono da almeno 100 anni, se non di più. Skoro 100 godina, više od 100 godina.